Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici e ben ritornati nel diario e anche nel canale del Marietto Veneziano. Oggi abbiamo come ospite d'eccezione sempre la nostra Hildegard. Ciao Wow, Hilde, cosa racconti dei nostri amici? che oggi parleremo dei nati del 15 luglio, comunque poverini non è una novità, c'è ospite Hildegarda, ehi, è Beh, nuovo. tu devi pensare che generalmente, ad esempio, quel video di ieri l'hanno visto più di 250 persone, no? Quindi fai che una settantina, un'ottantina siano i nostri amici fedeli, quelli che ci seguono sempre col cuore, ma tutti gli altri sono gente nuova che ci conosce per la prima volta e quindi apprezza chiaramente il legame veneziano perché tutti li apprezzano, no? E quindi chiaramente modestino come al solito e quindi naturalmente il per loro sei nuova, capisci? Certo, assolutamente sì. Allora, Scusa un attimino, già che siamo in tema, lasciamo il nostro numero di telefono per contattarti se eventualmente vogliono delle consulenze professionali con Sibili Pendolino, astrologia antica e moderna. Via, va, aggiungo anche quella, eh. anche quella tra le cose di cui mi occupo, anche se il primo amore è stato questa astrologia, cioè veramente ho cominciato con l'astrologia moderna perché questa non sapevo neanche che esistesse, poi ho conosciuto appunto questa astrologia, ho capito che mi parlava in qualche modo, sentivo che era per me e dunque mi ci sono dedicata con passione. Oggi la esercito da oltre 5 anni, proprio attivamente, dunque diciamo che A livello professionale, sì, quello. sì, sì, esatto. Invece di Sibille però devi dire la realtà da quando avevi 13 anni. Esatto, le Sibille sono proprio una vecchissima conoscenza, ormai sono 30 anni che faccio Sibille, sì, sì. E non ti sei ancora stancata, no? No, no, sono mie amiche, non ci si stanca delle amiche. Benissimo, benissimo. Dai, amiche vere. Bene, sono 52, sono tante. Bene. Sì, Ma sì. dai, parti col disco, raccontaci oggi cosa succede a quelli nati del 15 luglio o quelli che stanno Eh, nascendo oggi. Sì, allora oggi, i nati di oggi, i nati del 15 luglio, ricevono alcuni influssi particolari. Noi guardiamo sempre, quando facciamo queste pillole, da una prospettiva delle costellazioni, dunque non parliamo di segni di segno solare, parliamo invece di quelle che sono le costellazioni in un particolare giorno, in questo caso stiamo guardando il 15 luglio. Le costellazioni influiscono in maniera diversa, nel senso che abbiamo la costellazione reggente del mese, che per i mesi di luglio è Leone, e poi giornalmente la Luna attraversa con il suo moto alcune costellazioni che vengono redatte o comunque vengono segnate a forma di elenco. Dunque questo elenco viene chiamato quadrato di nascita ed è diciamo ehm, il percorso che la Luna compie durante appunto la giornata di oggi o comunque la giornata che si va a investigare e segnala quali sono gli influssi che si ricevono direttamente in questo giorno. Come tutti gli eventi segnalati dall'astrologia, il momento in cui nascono questi eventi o comunque gli influssi che ricevono gli eventi nel momento della loro nascita parlano anche di un destino, così anche le costellazioni sono in grado di segnalare non solo i cicli vitali, perché le costellazioni vengono guardate dalla prospettiva lunare, vale a dire la Luna che con il suo moto le attraversa e ci segnala appunto questo elenco. E dunque, essendo un moto lunare, ci parla di ciclicità. Sappiamo che la Luna è ciclica, sappiamo che influisce sul nostro quotidiano in modo molto stretto, a partire dall'agricoltura, le maree, l'umore, perfino le nascite. E dunque abbiamo un'influenza molto forte di questo astro, chiamiamolo così, tra virgolette, pur essendo un satellite da un punto di vista prettamente fisico e scientifico. Comunque ha su di noi un impatto fortissimo. Probabilmente fra tutti è l'astro, continuiamo così a dire, che insieme al Sole contribuisce il maggior apporto. Non ci crederete, hanno suonato. Ha Ah, suonato. hai avvisato Giuseppe Aspetta, e Giuseppe, per Maria. favore, vai tu a prendere la posta. Hai capito?
un attimino che avviso la postina. Arriviamo! Vedete cari amici, questa è la classica situazione che le nostre live sono in diretta, cioè noi non stiamo lì Cipri e Rossetto fare quelli che, noi le cose le facciamo genuine come una volta. Buongiorno, faccia così, se può lasciare lì lei, così io poi lo prendo. Mi ha sentito? Vedete, queste sono cose eccezionali che solo nel diario del Marietto veneziano possono succedere. È già un miracolo che lei di adesso non si mette a spadellinare, però non limitiamo la divina provvidenza, perché potrebbe succedere anche di questo, perché noi siamo con voi, noi siamo fatti di carne, perché alcuni pensano che no, noi siamo come voi, andiamo al gabinetto addirittura come voi, insomma tutte queste cose qua, no, facciamo. E la Ilde adesso vi sta proponendo il servizio della posta, che è chiaramente famosissimo, ormai il suo paese sarà un must. Bene Ilde, puoi pure andare avanti, lascia il tuo numero di telefono eventualmente. Via. Ok, se volete vivere in diretta di questi imprevisti chiamatemi, scherzo. Altro, come si chiamava come si dice, quel film che c'erano quelle telecamere nascoste? Truman Show. Il Truman Show, sì. Ecco, il Truman Show, il Marietto Show, ecco via, andiamo avanti. Il mercato di vita quotidiana, va bene. Allora, tornando al discorso delle costellazioni e della Luna, allora abbiamo un influsso molto importante che comunque è condiviso da tutti i nati del mese di luglio ed è l'influsso della costellazione Leone, perché è reggente di questo mese. Dunque dal primo all'ultimo giorno del mese questa costellazione elargisce i doni più o meno simili, che però in base alle costellazioni presenti poi giornalmente attraversate dalla Luna si combinano in modalità differenti, creando appunto sfumature molto molto personali. Inoltre ogni giorno non abbiamo solo l'influsso delle costellazioni attraversate dal giorno, ma i diversi nati, cioè attraversate dalla Luna in quel giorno, ma i diversi nati probabilmente sono nati ad anni diversi, che significa giorni settimanali diversi, ore planetarie diverse, eccetera, che contribuiscono alle caratterizzazioni personali e uniche di questi nati. Ma da un punto di vista generalizzato, o comunque dal punto di vista delle costellazioni che per tutti sono uguali in questo giorno, abbiamo come prima costellazione attraversata dalla Luna, detta anche stella capo, Sagittario. Dunque Sagittario porta alcune caratteristiche di elevazione morale, di interesse verso tutta la sfera spirituale e religiosa anche, dunque in base poi al background culturale queste persone potranno comunque essere dei credenti molto ferventi, oppure partecipare a un percorso spirituale molto ben sviluppato. Perché? Perché abbiamo anche il contributo della costellazione Leone, alle cui spalle c'è il Sole, dunque è una spinta molto forte, tra l'altro grande presenza dell'elemento fuoco, che si riconferma anche nella costellazione di opposizione, che è la costellazione Ariete. Dunque queste persone hanno una matrice molto focosa come elemento base della loro personalità. Questo li renderà comunque a volte un po' impulsivi, ma per certi versi andrà ad alimentare il carattere pernicioso, diciamo così, un po' pignolo della costellazione Sagittario. Dunque saranno dei precisini, vorranno le cose fatte in una certa maniera, saranno comunque eruditi, dotti, perché questa volontà di apprendere è condivisa sia dalla costellazione Leone, che però fa i grandi studiosi appunto che si smazzano sui libri, diciamo così, e la costellazione Sagittario, che invece predispone a un'apertura verso l'altro e l'alto. Dunque sia Leone sia Sagittario li renderanno comunque grandi altruisti, saranno persone che comunque cercheranno di fare del loro meglio per sostenere e aiutare gli altri, ma anche per, diciamo,
indirizzarli. A volte possono sembrare critici, a volte possono emergere dei tratti un po' gloriosi o vanagloriosi, perché comunque c'è un eccesso di questo fuoco, ma ad ogni modo saranno personalità importanti, nel senso che potranno veramente, se vorranno, e poi comunque dipenderà anche dal giorno settimanale di nascita e dal dominatore dell'ora planetaria nel momento della loro nascita, potranno comunque fare un percorso spirituale molto appagante, molto sviluppato. Sono comunque destinati ad ascendere. Dunque il loro destino è quello di raggiungere o da un punto di vista materiale le posizioni più elevate della società, oppure da un punto di vista morale e spirituale, in base appunto a quello che sarà l'aspetto che prevarrà fra i due, comunque ruoli di spicco, anche di leadership, se vogliamo, di guida nei confronti di persone che magari hanno necessità di qualcuno che li indirizzi. Allora, l'unica cosa che si consiglia in base proprio alle costellazioni presenti, in base appunto a Sagittario in prima posizione e soprattutto Acquario in chiusura, che parla di circolazione, dunque mette l'accento non solo sulla circolazione vera e propria del corpo, dunque tutte le forme circolatorie del nostro organismo, ma anche la circolazione intesa proprio come stradale, dunque in senso lato anche la circolazione con i mezzi di trasporto. Dunque attenti, perché è possibile che appunto si abbiano qualche imprevisto, qualche contrattempo, qualche piccolo incidente, dunque cose comunque appunto non impreviste per la natura del fuoco, diciamo così. Ad ogni modo, ogni tanto potrebbero soffrire alle cosce e alla testa, in particolare la testa per l'opposizione di Ariete. Dunque la testa però va intesa sia a livello fisico sia a livello proprio emotivo, cioè collegato a diciamo, un piano psichico, dove appunto a volte per patimenti di natura e di carattere emotivo possono avere ripercussioni magari anche psicologiche, per fortuna lievi, perché hanno comunque questa spinta focosa a rilanciarsi nella vita, a rialzarsi, ma anche a livello emotivo sul petto per via della costellazione Leone. Bene, ho detto penso tutto riguardo queste persone che comunque godranno, come appunto ho fatto capire, di una fortuna ottima. Sicuramente la loro volontà, la loro capacità di prendere le iniziative e di dirigere, di arrivare con ambizione, che però raramente è un'ambizione materiale, comunque l'ambizione ce l'hanno di riuscire, ma di sentirsi anche utili, loro scenderanno con facilità. Bene, io a parte lo spaccato dell'imprevisto ci voleva un tocco di netture, ci voleva. Sai che a me queste cose artificiali non piacciono, ma questo che hai fatto mi piace, perché noi siamo live, non siamo lì cipri rossetto, silicone, sai quelle cose lì. Noi siamo come si facevano 50 anni fa, roba fatta in casa. Allora Ilde, ma adesso spiegami però una cosa, visto che siamo io e te in intimità, ma questi angeli qui, che si continua a sentire in alcuni gruppi, angeli di qua, carte degli angeli, insomma questi angeli qui sono un po' inflazionati, ma che cosa sono questi angeli? Allora, è una bellissima domanda, è una domanda comunque complessa, nel senso che richiederebbe non una risposta superficiale, però è giusto dare un'infarinatura, quantomeno un'indicazione. Beh, gli angeli sono una realtà, esistono in qualità di forze, in qualità di anche intelligenze ben definite. Raramente si incarnano, ma è possibile che lo facciano anche in tempi particolari, vedi questi periodi
che stiamo vivendo, ancora la gente non ha ben assaggiato quello che arriverà, ma arriverà qualcosa di importante. Comunque, secondo la Cabala, siamo verso la fine dei tempi o comunque in un punto cruciale dell'evoluzione umana e dunque vedremo manifestarsi delle situazioni, delle circostanze molto forti dove c'è un dispiegamento anche, non so se avete fatto caso, non sono mai nate così tante persone, non c'è mai stato un affollamento tale su questo piano, non stanno nascendo solo anime umane, stanno nascendo molte cose. Dunque, perché siamo un po' ai giochi, ormai c'è un dispiegamento di Alla forze. frutta, dillo, alla frutta, siamo alla frutta, No. manca il dessert glacé un po' freddo. No? Comunque stanno arrivando tutti, di tutto e di più, angeli, antiche divinità, di tutto sta scendendo su questo piano perché stiamo arrivando un po' a un dunque e dunque c'è una chiave di volta, non sappiamo bene che piega prenderà, ad ogni modo i giochi sono già stati stabiliti dalla divina provvidenza, dai regni spirituali superiori, noi qua siamo attori, non abbiamo una grande consapevolezza, qualcuno presente, qualcuno ha visto, qualcuno si è spinto anche in là, può vedere o aver visto oltre 100 anni per dire da qui ai tempi che verranno, però di fondo la gente normalmente non ha questa percezione. Torniamo agli angeli, l'ho detto perché comunque raramente si incarnano, ma qualcuno sta arrivando. Detto questo, sta arrivando anche qualche demone, cioè tanto per essere allegri. Comunque, andiamo avanti. Sono intelligenze divine, sono aspetti del divino, punti di coscienza del divino, forze creatrici, ci si può meditare sopra, sono stati la maggioranza, ma non tutti, una buona parte sono stati identificati da studiosi già nell'antichità, dunque si è potuto entrare in contatto, ma attenzione, non è che tutti che si mettono lì entrano in contatto con gli angeli, cioè voglio dire, sono alla portata di tutti perché esiste una schiera, esiste comunque una gerarchia, dunque alcuni sono molto più vicini all'essere umano, altri sono elevatissimi. Quando menzionano gli arcangeli, cioè non è che tutti possano riuscire ad accedere agli arcangeli, dunque ok, si è fatto un gran parlare di queste intelligenze, chi li disegna colorati così, chi li disegna colorati così, chi li associa a questo, chi li associa all'altro. Dunque si è presa un po' una piega che noi chiamiamo New Age, dove Sì. appunto sono tornati un po' alla ribalta, un po' antropomorfizzati, dunque hanno forma umana, in realtà, ripeto, sono forze disincarnate, la maggior parte di loro, qualcuno è anche arrivato qua per i tempi particolari che stiamo vivendo, ma ad ogni modo non gli si può dare una fisionomia umana. Forse è possibile che quando entrano in contatto con qualcuno che comunque ha veramente una predisposizione, dei canali puliti aperti, altrimenti viene solo infestato da larve e da altre entità che possono spacciarsi anche per angeli. Comunque quando ha veramente dei canali aperti e una capacità di sintonizzarsi su sfere e livelli di coscienza elevatissimi, è possibile che si manifestino in forma umana, nel senso per essere compresi assumano una forma, possono assumere comunque qualsiasi forma. Questo lo insegna già l'ermetismo, è dei millenni appunto che viene tramandata questa conoscenza nelle cerchie iniziatiche, adesso oggi è raggiungibile anche attraverso i libri, dunque quello che prima era segreto di pochi, ora è possibile attingere, è un periodo storico particolare, generoso, generosissimo, dove si possono veramente acquistare testi molto importanti, e poi ce ne sono altri che non valgono proprio niente, peccato per quegli alberi che sono stati stampati, ma non spetta a noi stabilire quegli alberi abbattuti per essere stampati con queste cose, non spetta a noi però stabilire cosa è giusto, cosa è sbagliato, perché ciascuno di noi fa un percorso, magari passa da quelle cose, perché è un modo per cominciare ad avvicinarsi a una verità molto più articolata e molto più complessa di quella che viene spacciata. L'importante è non farsi trascinare dalla falsa illusione
che tutto si risolve volendosi bene e poi non lavorando dentro, perché se non si lavora dentro e non ci si mette in discussione per primi, il vogliamoci bene lascia veramente il tempo che trova, perché funziona come funziona la maschera carnevale: finita la festa togli la maschera, resti quello che eri. Dunque bisogna lavorare dentro, bisogna lavorare sodo, bisogna correggersi, questa è la chiave. Dunque se non c'è sudore della fronte, se non si sputa e spazza, come dice il Marietto, è difficile che poi queste entità così elevate si avvicinino, perché devono venire a sguazzare nel fango, non ha alcun senso, a meno che appunto una persona non sia predestinata a È fare quello un che dico po'. io, quindi quando si vedono quelle live con queste signore che prendono le carte degli angeli, incominciano a angelizzare di qua, angelizzare di là, capite che lì si sta parlando di New Age e non ha niente a che vedere con quello che sta parlando la nostra indagata. Sono due mondi separati, quello è un talk show tanto perché qualcuno ha deciso di buttare sul tappeto la New Age, ma nella realtà non hanno niente a che vedere con le forze che sta spiegando la nostra indagata. Scusa, era una precisazione così, l'ho buttata lì così, via. Fai bene a inserirti quando vuoi, anzi sono io che sono nel tuo canale, nella tua pagina, dunque assolutamente. Dunque un po' il senso è questo, è molto complesso e poi vi ricordo che non esistono solo gli angeli, quelli che pensate che siano alti, esistono anche angeli caduti, dunque sapete dovete proprio viaggiare con molta calma su questa linea, perché ripeto, non è che tutti quelli che si avvicinano sono veramente angeli, a volte ci sono delle insidie che se non si è preparati a sufficienza aprono canali di infestazione, dunque attenzione, procedete con prudenza, sempre fermamente Scusate, credere. posso dire una cosa? Sì, 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 sì. Ma sai, anni fa cosa ho sentito? Che c'era il figlio di un guru, no? Un guru, che addirittura per fare aprire i canali si era fatto delle cicatrici in faccia, sulla testa. Mm. E io dico, adesso voglio chiedere alla Hilde cosa ne pensa di questo figlio che, boh, vabbè, uno che si fa delle cicatrici in testa per aprire il canale, Per aprire dei neanche avesse il portali. canale di Suez, esatto, portale, chiamani come vuoi te, neanche avesse il canale Suez in testa. Insomma, forse secondo me i film di Mosè hanno forse, non so, enfatizzato troppo questa cosa. È Ma una domanda. guarda, sono realtà e sono realtà anche che hanno una sfumatura quasi pulp, diciamo un po' tra il gotico e il boh. Ad ogni modo sono realtà che esistono, c'è gente che veramente si orienta e che farebbe qualsiasi cosa dunque per mettersi in contatto con forze o che magari oltre a fare a veramente desiderare di fare qualsiasi cosa, perché magari appartiene a quelle sfere lì. Come ho detto, stanno arrivando tutti a giocare la partita finale. Hai presente la finale dei mondiali? E qua siamo là, eh? E dunque Siamo lì. non c'è da stupirsi che ci siano persone e ognuno serva, come dire, la propria fazione. E poi ci sono le persone che hanno camminato sul sentiero della via regale, dunque gli apportatori di equilibrio fra le due parti, perché purtroppo sono due parti, ma sono due parti che sono per volontà divina, devono restare in equilibrio. Il problema è che manca l'equilibrio oggi. Noterete che è tutto sbilanciato verso, diciamo, l'aspetto negativo, la polarità della mano sinistra, cioè bisogna riportare un po' l'equilibrio e dunque c'è un dispiegamento di forze, va bene anche che si parli di angeli, però ricordatevi che ogni volta che senza un lavoro onesto su noi stessi ci sbilanciamo nel lato dell'amore, e che è importante,
attenzione, ma deve essere un amore in equilibrio, altrimenti noi ci sbilanciamo da un lato, creiamo una forza o uno spazio per un riequilibrio. Dunque, cosa succede? Se noi siamo tutti sbilanciati da una parte, la creazione deve controbilanciare. Dunque, non dobbiamo buttarci a destra o a sinistra, ma stare al centro. L'equilibrio è la chiave, è la risposta, perché in alto, al livello più elevato di tutti, non c'è più separazione fra bene e male, ma sono semplicemente sono integrati e fanno parte di un unico aspetto, senza giudizio. Dunque è questo quello a cui noi dobbiamo tendere. Si fa tanto danno quanto l'altro a buttarsi da una parte o dall'altra, bisogna avere comunque un equilibrio. L'equilibrio intanto nasce dentro. Per questo, ok, imparate, studiate gli angeli, ma studiateli seriamente, studiateli dalla Cabala, dalla vera Cabala, non da questi libri che vi parlano dell'angioletto collegato al numero. Lascia il tempo che trova. Volete studiare seriamente, studiate la gematria. Volete studiare seriamente, andate a studiare i testi della tradizione, che quelli sono millenni che ci sono e dunque vi permettono di capire veramente le cose. E meditate sui nomi divini, meditate sul vostro sé e sulla vostra essenza attuale. Tutto il resto sono distrazioni. L'angelo Tizio, l'angelo Caio non vi aiuteranno, perché probabilmente non sono neanche loro quelli di cui parlano, ma saranno ormai degli egregori. Dunque esatto, ma gli egregori ne parliamo poi magari in un'altra live, certo. Sì, perché abbiamo superato i 26 minuti e la batteria fonde. Esatto, è bellissimo sentirti parlare, fa sempre piacere perché si sente la competenza, lo studio, il tempo che hai impegnato a imparare, l'amore per la materia che anche divulghi gratuitamente, chiaramente questa cosa qua. Però è chiaro che non si può, questo tema, in un certo senso, finirlo tutto in una live, ne faremo altre su questa cosa qui. Anzi, purtroppo ho fatto la premessa che non sarebbe bastata come risposta perché appunto è molto più complesso di così, ma quantomeno ho dato un'indicazione di sorta. Importantissima perché il problema è che anche nei nostri gruppi ogni tanto arriva qualcuno che non capisce lo spessore che diamo, no? Non capisce di che pasta siamo fatti e pensa di entrare in un gruppo di vogliamoci tutti bene, pacche sulle spalle, arrivano gli arcangeli con le astronavi, cioè quelle cosine lì un po' da New Age, e mi fa male, anzi alcune volte non rispondo neanche più, per il semplice fatto perché non ho più voglia, nel senso che con un video così magari basta linkare e la gente si fa un'idea più chiara, Hilde? Bene, io vorrei farti un'altra domanda ma non la faccio per via della batteria e perché so che poi fra un po' lavorerai ancora. Sì. E niente, il numero di telefono per chi non vuol contattarti l'ho messo, è qui sotto nel bannerino. Hilde sapete che lavora come astrologa, radiestesista e anche sibillologa, giusto? E anche, però non le usi mai i tarocchi, sei una maestra anche nei tarocchi? Sì, li uso solo in casi estremi, eccezionali, perché lascio che parlino, essendo arcani maggiori, essendo legati ad archetipi molto potenti, li lascio per argomenti che non hanno magari un affondo nel quotidiano, ecco, non guardano e non riguardano le scene del quotidiano, dunque è destinato magari a letture più iniziatiche, ecco, esatto. Perché è da lì che provengono, dunque con sommo rispetto li uso in quelle occasioni, ecco. Anche perché nella vita quotidiana di cuore c'entrano poco i tarocchi, no? Chi usa i tarocchi per fare quelle cose sta praticamente, non dico facendo una blasfemia, ma insomma è in quella direzione, sei d'accordo? Diciamo che si prestano, per carità, però possono fare molto di più, tra l'altro smuovono delle energie estremamente forti e importanti, dunque andrebbero usati anche con il giusto discernimento, oltretutto. Bene, io penso che
penso che i nostri amici più o meno questo video lo vedranno dai 200-300 persone entro questa sera. Sì. Penso che abbiamo dato molto, cioè tu hai dato molto, io invece cammino solamente perché da quando facciamo le live io a te mi faccio 6 km al giorno, però sono felice perché prendo energie e conoscenze. Grazie Hilde di essere stata nel diario del Marietto del Terra, ti ricordo che andrai anche sul tubo con questa live, quindi ti vedrà anche tantissima gente sul tubo. Qui sotto c'è il numero di telefono e a questo punto possiamo solo salutare i nostri preziosi amici. Ringrazio tutti per il tempo che ci hanno dedicato. Questa sera ricordatevi alle 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, il The Garden Marietto. Vi risponderemo in 2. Un abbraccio, a questa sera. Arrivederci. Ciao a tutti.